Buongiorno, sono il dottor Fabrizio Vitadello, lavoro presso la chirurgia generale dell'ospedale Sant'Antonio, in seno all'azienda ospedaliera Università Padova, diretta dal dottor Giacomo Sarzo. Oggi parliamo di un progetto pilota per la realizzazione delle colecistectomie laparoscopiche in regime ambulatoriale. Nel nostro progetto che vogliamo proporre, vorremmo eseguire le colecistectomie laparoscopiche in regime ambulatoriale. Le colecistectomie laparoscopiche, gold standard per questo tipo di patologia, sono circa 150.000 all'anno in Italia. Nella nostra unità operativa ne eseguiamo, secondo gli standard internazionali, circa 150 all'anno. L'esecuzione della chirurgia laparoscopica della colecisti in regime ambulatoriale si basa sull'Evidence-Based Medicine e anche sulla chirurgia Fast Track, ovvero ERAS, ovvero Enhanced Recovery After Surgery. Si basa su esperienze che sono state eseguite già in altri paesi. L'organizzazione di questo tipo di procedura in regime ambulatoriale viene addirittura reputata agli anni 60-70 negli Stati Uniti. In Europa, paesi quali l'Olanda, l'Inghilterra e la Francia hanno iniziato a proporre questo tipo di procedura in regime ambulatoriale già a partire dagli anni 90. In particolare in Francia, attualmente direi pioniere in Europa, le colecistectomie laparoscopiche in regime ambulatoriale sono circa il 24% ed ogni anno vengono addirittura aumentate. Le basi del successo di questo progetto si basano su tre capisaldi: l'organizzazione di un team multidisciplinare, l'organizzazione del personale e soprattutto su basi scientifiche di chirurgia e anestesia standardizzate. In particolare, all'interno del team multidisciplinare deve essere identificato un leader e un referente. All'interno di questo team ci sono sicuramente gli anestesisti, i chirurghi e anche tutto il personale del comparto. L'organizzazione del progetto poggia su tre pilastri fondamentali. La organizzazione step by step, il paziente non deve mai tornare indietro nel suo percorso e deve essere dimesso entro sera. La diffusione del progetto deve essere capillare, a partire dai medici di famiglia fino a tutti i familiari del paziente, a tutto il personale dell'ospedale e non per ultimo, anzi per primo, al direttore generale che deve avvallare questa procedura. Una rivalutazione del progetto a cadenza semestrale o anche a cadenza più frequente permette di eseguire delle modifiche alla elaborazione di questo progetto. In particolare, i chirurghi devono cercare di adottare delle tecnologie e una tecnica standard per evitare qualsiasi tipo di deviazione. Così anche gli anestesisti devono mettere in atto tutte le tecniche anestesiologiche più moderne per evitare le nausee post-operatorie, il dolore post-operatorio e soprattutto per fare in modo che il paziente esca sereno dall'ospedale. Il nostro progetto inizialmente sarà limitato a pochi casi molto ben selezionati che saranno sin dalla prima visita chirurgica introdotti in questo nuovo progetto. La sicurezza del paziente è fondamentale. Il progetto non può derogare su nessun elemento di sicurezza del paziente.